Ripartiti da Colico, adesso andiamo verso la Svizzera. Siamo ancora sul ramo ombreggiato del lago di Como, questo è Colico, e adesso percorreremo un pezzettino del sentiero Valtellina, il ponte sull'Adda, che purtroppo è sul provinciale, e ci avvieremo nella riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. Da lì raggiungeremo la sponda comasca, che è dall'altra parte, quindi al sole. E qua Colico è un punto di incontro tra la Valtellina e appunto il lago di Como, e l'Adda finisce il suo corso proprio nel bacino lacustre. Il sentiero Valtellina è un percorso ciclopedonale che collega Colico a Bormio. Ci sono dei tratti, dei piccolissimi tratti che non sono ancora terminati, ma a breve secondo me la finiranno, ed è un tracciato bellissimo, veramente 112 km qua da Colico a Bormio. Se cercate un posto divertente dove fare un po' di mountain bike qua vicino al lago di Colico, al lago di Como dove c'è Colico, la riserva Pian di Spagna Lago di Mezzola è quello che fa per voi, che è piena di strade sterrate e sentieri insomma da scoprire. Questa riserva è stata istituita nel 1983, comprende appunto il Pian di Spagna, che è questa pianura dove l'Adda confluisce nel lago, e il lago di Mezzola, che è più verso la Val Chiavenna, un pochino più da quella parte, qua non si vede. Il paesaggio è bellissimo perché alle nostre spalle c'è il Monte Legnone, che è il più alto delle Orobie Lecchesi, e poi ci sono la Val Codera e la Val dei Ratti. La Val Codera è famosa per il tracciato del tracciolino, scusate il gioco di parole, e è sormontata dal Sasso Manduino, che raggiunge 2888 metri, ed è quello là. Abbiamo appena lasciato la riserva naturale Pian di Spagna, attraversato l'Adda sul ponte, e adesso abbiamo per fortuna ripreso un altro pezzo di ciclabile che c'è qua parallelo alla strada, perché la strada è parecchio trafficata, e ci dirigiamo verso Menaggio in provincia di Como. Stefano, ci racconti un attimo cos'è questo pesce che vediamo alle tue spalle? Qua è il lagone che viene essiccato in modo naturale, con sale. Servirà adesso per 2 giorni, il tempo più freddo e più brutto. E quanto ci vuole di solito per essiccarlo? In media una settimana. Ah, ok. Adesso 2 settimane. Ah, ok. Ma quindi l'avete appena pescato questo, insomma? Pescato da poco, insomma? Di metà mese di novembre, settimana scorsa. E poi cosa si fa? Si fa un piatto tipico, vero, del lago di Como, questo? Sì, polenta o così, mangiano così, sono senza polenta. Per farlo 2 giorni nel sale, dopo si risciacqua con l'acqua, dopo si mette a essiccare, e quando è essiccato si rimettono nella scatola, nel contenitore, vengono pressate, e dopo rispettare un mese dopo sono pronti. Arrivati a Domaso, proprio di fronte a Colico, che sta lì sotto il Legnone. Siamo qua con Giovanni, guida di mountain bike di Domaso, che ci sta accompagnando per un pezzetto lungo la sponda comasca, e adesso siamo arrivati a Gravedona. Ci ha portato in questo bellissimo punto panoramico, e ci racconti qualcosa di Gravedona, di questo paesino colorato? Certo, volentieri. Gravedona è un paese che ha una storia ricca, storia medievale rinascimentale ricca, si vede anche da Palazzo Gallio, che forse abbiamo già passato, non si vede da qui, o da quelle Santa Maria del Tiglio, che è il battistero là, Santa Maria delle Grazie, che è un'altra chiesa qua sopra molto bella. E c'è un particolare sulla storia di Gravedona. Nel Medioevo faceva parte della cosiddetta Repubblica delle Tre Pievi, con Dongo che sta oltre e con Sorico che invece sta più a nord. E c'è un particolare proprio di Gravedona riferito al Barbarossa. Barbarossa, quando è sceso diverse volte in Italia,
per reprimere le ribellioni dei comuni che facevano parte, quantomeno formalmente, del Sacro Romano Impero, di cui lui era imperatore, e Gravedona aderì alla Lega di Pontida, quindi pur essendo un comune abbastanza piccolo fece parte della Lega di Pontida. E quando il Barbarossa risaliva verso nord, da Como si imbarcava e seguiva il lago fino a Samolaco, perché allora il lago di Como era collegato al lago di Mezzola. E qui a Gravedona fu assalito dai gravedonesi, che avevano una loro flotta, e gli portarono via dell'oro. Quindi alla fine il Barbarossa perdonò tutti i comuni meno disse i perfidi gravedonesi, perché gli avevano fatto questa dopo che era già finito tutto. E quell'oro è custodito da qualche parte? Non lo so, questo non lo so, può darsi pure che sia una leggenda, però questo è quello che si racconta di Gravedona. Questo trespolo qua dietro che vedete alle mie spalle pensavo servisse per le barche, invece Giovanni mi ha detto che serve per la pesca agli agoni, quelli che abbiamo visto prima. E praticamente il pescatore si piazza lì quando è periodo di pesca e si piazza comodo e butta la lenza. Abbiamo passato Dongo, adesso ci dirigiamo verso Menaggio e abbiamo imboccato la vecchia strada, che è adesso in parte ciclabile, ciclopedonale. Dovremo rientrare sulla strada per qualche pezzo, però dovrebbe condurci fino a Menaggio. La vecchia strada che porta a Menaggio ci permette di evitare la statale, ma è veramente spettacolare. Ci sono un sacco di gallerie, alcune gallerie, ci sono delle ville antiche, delle ville davvero spettacolari sul lungolago, insomma ce la stiamo godendo tutta. Bene, siamo arrivati a Menaggio di corsa, tra virgolette. Abbiamo purtroppo salutato Giovanni e adesso abbiamo già imboccato la ferrovia, la vecchia ferrovia che da Menaggio porta a Porlezza, e adesso dobbiamo cercare un posto dove dormire. Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per visitare Menaggio, vabbè, sarà per un'altra occasione. Davvero in ala per oggi è tutto, siamo arrivati all'inizio della vecchia ferrovia della Menaggio Porlezza e domani pedaleremo appunto lungo questa ciclopedonale fino al lago. La tenda la mettiamo qua.